Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo, fatale scontro tra moto, 2 giovani perdono la vita, ferito gravemente un sedicenne. Tragedia a Ragusa in una villetta caucana, un bambino di 2 anni sfugge al controllo dei parenti e annega nella piscina di casa, indagano i carabinieri. Palermo, imprenditore denuncia e fa arrestare 2 estorsori legati al clan di Brancaccio e Corso dei Mille, altri 4 sono ricercati, tra loro il figlio di un boss. Liberaci da corruzione, incendi dolosi e turismo di massa a Castellammare del Golfo, tappezzata di manifesti con il volto della Madonna del Soccorso, patrona del paese. Palermo, dopo la rimozione dei tornelli, la società che gestisce la spiaggia di Mondello denuncia minacce e clima di illegalità. Bagnanti occupano spazi e non vogliono andare via. Etna continua l'attività dalle 3 bocche eruttive in cima al vulcano. Una piccola colata ha raggiunto il territorio di Biancavilla. Il sindaco firma ordinanza di non avvicinamento. Calcio, esordio di campionato domani del Palermo al Barbera contro la Reggiana. Inzaghi può contare sui nuovi arrivati Joronen e Veroli. Il Catania davanti a Pelligra cerca con il Foggia di esordire al meglio e vendicare la sconfitta in Coppa. Sul mercato la priorità resta l'attaccante, prima in trasferta per Siracusa e Trapani. Bentrovati, si continua a morire sulle strade siciliane. A Palermo, in un tragico scontro tra 2 moto, sono morti 2 giovani di 17 e 20 anni. Un sedicenne è rimasto ferito gravemente. Inutili soccorsi per salvare i 2 ragazzi, sono morti sul colpo. Marco Gullà. Pianti, lacrime, disperazione, l'asfalto che diventa teatro di morte. 2 giovani che erano in sella a 2 moto sono morti in un incidente stradale a Palermo ieri sera in via Duca degli Abruzzi, nei pressi della Palazzina Cinese. Le vittime sono Gabriella Liberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 20 anni, entrambi di Palermo. Inutili soccorsi, i 2 giovani sono morti sul colpo. Quelle che vedete sono le 2 moto che si sono scontrate, 2 SH, o meglio, quel che resta. L'impatto è stato violentissimo, praticamente frontale tra i 2 ciclomotori. Gabriele, il più giovane, stava andando ad una festa a Partanna Mondello, il compleanno della sua fidanzatina, appena sedicenne. Lavorava in un salone di barbiere, progettava di andare a lavorare a Bologna. Nell'altra moto c'era un 20enne, Alessandro Lopriore, che andava verso Palermo e aveva appena sorpassato un'auto, una BMW, che procedeva regolarmente nella stessa direzione. Un lieve impatto nel paraurti posteriore sinistro, forse quel tanto che basta per fargli perdere il controllo della moto. Ferito anche un sedicenne, le sue condizioni sono molto gravi, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Sul posto si sono immediatamente recati parenti e amici, urla strazianti, il dolore che in una serata calda di agosto travolge le famiglie, altre 2 giovani vite spezzate in quella che doveva essere soltanto una serata di spensieratezza e divertimento. Ed è sconvolta la famiglia Santa Croce Camerina per la morte di un bambino di 2 anni annegato nella piscina della casa di villeggiatura caucana. Un attimo di distrazione dei familiari e il gioco si è trasformato in tragedia. Veronica Barbarino. È un dolore senza spiegazioni quello che ha colpito Caucana, località balneare di Santa Croce Camerina. Qui, nella villa dove la famiglia Sallemi, originaria di Comiso e conosciuta per la gestione di un frantoio, trascorreva le vacanze, il piccolo Raffaele, di appena 2 anni, è morto annegato in una piscina fuori terra. Un attimo di distrazione e mentre i familiari lo cercavano dentro casa, Raffaele era in veranda e si era arrampicato sulla scaletta cadendo in acqua. Pochi minuti dopo, la terribile scoperta. Il corpicino era già sul fondo della piscina. Inutili tentativi disperati di rianimarlo, prima da parte dei familiari e poi dei sanitari del 118. E quando la mamma di Raffaele è arrivata in villa, il figlioletto era già morto. Sul posto anche i carabinieri e la procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta, anche se la dinamica appare purtroppo chiara. Oggi c'è solo il silenzio e la vicinanza di un intero territorio a una famiglia segnata da un dolore che non trova parole. Un piccolo imprenditore denuncia e finiscono in carcere 2 estorsori, probabilmente legati alle famiglie mafiose di Brancaccio e Corso dei Mille, mentre se ne cercano altri 4. Tra loro c'è anche il figlio di un boss condannato in via definitiva. Manlio Viola.
20 giorni di inferno, poi la denuncia ai carabinieri e un altro mese di indagini. È finita con l'arresto di 2 dei suoi estorsori, mentre se ne cercano altri 4, la vicenda di un imprenditore del palermitano che ha scelto di non piegarsi alle richieste di Pizzo e di denunciare. In manette sono finiti Filippo Bruno, figlio del boss Natale, condannato per mafia con sentenza definitiva nel 2019, e Francesco Capizzi, noto con il soprannome di Bicicletta. Tutto inizia il 7 luglio scorso, quando Bruno e Capizzi, insieme ad altre 4 persone ancora non identificate, si presentano all'officina dell'imprenditore, che è titolare anche di un parcheggio. Da oggi devi pagare 1.500 euro al mese per la famiglia, gli intima Bruno. Richieste insistenti e ripetute anche nei giorni seguenti, fino a quando, all'ultimo rifiuto del 25 luglio, Bruno reagisce con uno schiaffo all'imprenditore. "Sei un bastardo e un maleducato", aggiunge il figlio del boss. Questa aggressione fisica e verbale convince l'imprenditore a raccontare tutto ai carabinieri, che oggi hanno arrestato i 2 dopo aver identificato Bicicletta in Capizzi, mentre si cercano ancora gli altri 4 uomini, la cui identità è sconosciuta anche all'imprenditore. Le famiglie a cui sarebbero state destinate le somme sono quelle di Brancaccio e di Corso dei Mille, ma le indagini sono ancora in una fase iniziale. A Brolo, nel Messinese, un uomo ha tentato di uccidere un rivale colpendolo alle spalle con un coltello e ferendolo gravemente. I carabinieri l'hanno arrestato e posto ai domiciliari col braccialetto elettronico. Le indagini sono andate a buon fine grazie alla testimonianza della persona aggredita e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Castellammare del Golfo, tappezzata di manifesti che raffigurano la Madonna del Soccorso, patrona del paese, con le scritte "Liberaci dagli incendi dolosi, dalla corruzione, dal turismo di massa". L'iniziativa è di un'associazione della società civile, Muschio Ribelle. Ci dice di più Laura Spanò. Castellammare del Golfo si è svegliata in questi giorni tappezzata di manifesti che raffigurano la Madonna del Soccorso, patrona del paese, e le scritte "Liberaci dagli incendi dolosi, liberaci dalla corruzione, liberaci dal turismo di massa". L'iniziativa è del gruppo Muschio Ribelle, che raccoglie cittadini di tutte le età. A raccontarci l'iniziativa è Rita Ventimiglia, una delle promotrici. I poster prendono la figura della Madonna del Soccorso, che è la patrona di Castellammare del Golfo, per portare alla luce una serie di criticità che affronta in estate il territorio castellammarese e non solo, prima tra tutte quella degli incendi che affliggono la Sicilia e il Sud Italia in occasione di eventi di scirocco. Ricordiamo lo Zingaro, che ha preso fuoco meno di un mese fa, Castellammare stessa che ha preso fuoco ieri, e il problema del turismo di massa che porta alla privatizzazione delle coste e che oltre ad essere un danno per gli ecosistemi marini è un grande disagio per i residenti, che trovano degli impedimenti nello svolgimento delle loro attività quotidiane, portando anche molto spesso alla popolazione giovane ad emigrare alla ricerca di condizioni lavorative meno stagionali e più stabili. Muschio Ribelle elenca anche alcuni dati: servono 3 ore di treno per coprire Castellammare e Trapani, l'ultimo pullman per Palermo Scopello parte alle 18 e poi il vuoto assoluto in inverno. È tempo di resistere alla rassegnazione all'indifferenza, dice Muschio Ribelle. La rinascita deve partire dalla consapevolezza, dal senso civico e dalla lotta solidale. Ad Alcamo, un pregiudicato di 41 anni al culmine di una lite ha aggredito la compagna e con un'accetta in mano l'ha minacciata di farla a pezzi. A soccorrere la donna, che era nel frattempo fuggita, alcuni automobilisti. L'uomo, denunciato, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico. Il Policlinico di Palermo comunica che le indagini virologiche su una sospetta infezione da virus West Nile di una paziente non confermano il caso. Le indagini sono state eseguite nel laboratorio di riferimento regionale, che ha sede presso l'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera universitaria, condotte in linea con quanto definito dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta all'Arbovirosi 2025. La signora, che si sospettava avesse West Nile, è tuttora ricoverata in gravi condizioni. E adesso minacce e clima di illegalità a Mondello dopo la rimozione dei tornelli. La denuncia dell'amministratore della società italo-belga che gestisce la spiaggia. La gente occupa gli spazi e dice: noi da qui non ce ne andiamo. Lorena Dolci. I tornelli sulla spiaggia di Mondello non ci sono più.
I 7 varchi adesso sono aperti. La società italo-belga, che dal 1909 ha in concessione la spiaggia a 20 km da Palermo, ha obbedito al diktat del presidente Schifani dopo la mobilitazione per la spiaggia libera. Ma tornelli e staccionate erano regolari e condivisi con la regione, sottolinea con amarezza l'amministratore delegato, che denuncia l'attuale clima pericoloso. Oggi entra la gente al grido: viva la Vardera, tanto la Vardera ha detto che la spiaggia è di tutti, il mare è di tutti e io di qua non mi muovo, e abbiamo dei problemi di gestione di ordine pubblico molto gravi, per non dire gravissimi, con minacce continue e con gente che ha pagato e che è costretta ad allontanarsi. Il manager contesta anche le cifre diffuse da chi sta cavalcando questa battaglia. Se il canone annuo pagato è di 130.000 euro, gli utili, tolti i costi di impresa e l'IVA, ammontano a circa 500.000 euro. Tutto alla luce del sole regolare, sottolinea, sono altre le illegalità. Nella battigia ci sono le tavolate, ci sono i venditori abusivi di qualunque genere alimentare, sostanzialmente uno spazio autogestito di libera spiaggia. La sproporzione tra spiagge libere e stabilimenti tra 2 anni dovrà comunque essere rivista con il regime concorrenziale deciso dall'Unione Europea. Dal 2027 non solo la italo-belga, ma tutti i concessionari balneari dovranno ripartire da zero. Fine settimana di rientri con traffico da bollino rosso sulle principali arterie stradali. A Catania affollatissima la playa, che gode della nuova conferma dell'eccellente qualità del suo mare. Desiree Ferlito. Ritorna a casa per gli italiani in vacanza. Dopo settimane di partenze e spostamenti record, il traffico si concentra ora sul controesodo. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, solo tra oggi e domenica si registreranno circa oltre 12 milioni di spostamenti di veicoli lungo la rete stradale e autostradale. In Sicilia il traffico si concentrerà sulla A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Bene il turismo per la nostra regione. Secondo i dati diffusi da Confimpresa, si conferma tra le mete più scelte degli italiani. Per mare e turismo si fa sempre più strada a Catania, dove il luogo comune di mare poco pulito è smentito dagli ultimi dati pubblicati sul portale delle acque del Ministero della Salute, che certificano l'eccellente qualità dell'acqua. Buone notizie anche per la scogliera, ottimi i valori riscontrati a San Giovanni Licuti. Per Ignazio Ragusa del Sindacato Italiano Balneari, la playa potrebbe presto ottenere la bandiera blu. A sedurre i turisti, oltre il mare, c'è anche il buon cibo, i dolci in particolare. Tra tutte le regioni italiane, proprio la Sicilia a conquistare lo scettro di regina del gusto. Lo conferma anche un recente sondaggio promosso da The Fork, la piattaforma leader per la prenotazione online di ristoranti. Continua l'attività dalle 3 bocche eruttive in cima all'Etna. Il Corpo Forestale della Regione ha effettuato nella serata di ieri un nuovo sopralluogo. È stata raggiunta la frattura che si era aperta il 20 agosto a quota 3.100 metri, mentre l'eruzione ha modificato il paesaggio intorno alla bocca di quota 2.900 metri. Qui la lava si è ingrottata formando un piccolo ornitos, ovvero una struttura conica. Dalla terza bocca fuoriesce una piccola colata che ha raggiunto quota 3.030 metri in territorio di Biancavilla. Il sindaco Bonanno ha firmato un'ordinanza di divieto di avvicinamento. L'Etna resta fruibile, spiega, ma solo con regole precise. C'è stato un vertice in prefettura a Catania per valutare la situazione e prendere eventuali altri provvedimenti. Adesso una pausa, tra poco parleremo anche di Carolibri. A tra poco. Parliamo di scuola meno di un mese, si tornerà tra i banchi e le famiglie devono fare i conti con i libri da acquistare e altro materiale occorrente per la scuola. Sentiamo Francesco Aloi. Le aule sono ancora vuote, ma passato il Ferragosto si pensa subito al ritorno tra i banchi. Ancora 3 settimane e poi suonerà la prima campanella. E come ogni anno torna il problema del caro libri. Sono arrivati alle stelle i prezzi. E sinceramente sta diventando difficile per le famiglie. Il contenuto dei libri ogni anno è lo stesso, non è che cambia qualcosa, però
e le famiglie sono obbligate a cambiare per forza ogni anno. Chi dovrà frequentare il primo superiore potrà spendere quasi 700 euro. Per la prima media invece ne serviranno poco meno di 500, ma includendo quaderni, diari o astucci si superano i 1000 euro. Per le associazioni dei consumatori si tratta di una vera batosta per le famiglie. Giustificazioni che non sono giustificabili, come l'aumento costo carta o peggio ancora nuove edizioni, solo perché hanno aggiunto un esercizio o una frase in più nel testo. Così c'è chi acquista libri usati quando possibile o si rivolge all'e-commerce. Obiettivo: provare a risparmiare un po'. Nelle librerie infatti non c'è più la fila di una volta. Ormai i libri molti vengono acquistati online, ma anche l'usato sta calando perché spesso fanno utilizzare i codici digitali. Un'alba tra mito e musica nella Valle dei Templi di Agrigento. Mario Venuti ha incantato il pubblico con un concerto suggestivo tra le colonne doriche, seguito da un percorso tra storia e natura. Sentiamo Davide Sardo. Non è stato facile uscire da un passato. Quando l'alba accende la Valle dei Templi, Agrigento si sveglia in un sogno. Un amore bello ma impossibile. All'alba Mario Venuti ha incantato il pubblico con i suoi successi e i brani del nuovo album Tra la carne e il cielo. Stagione, fammi vivere. Uno scenario del genere non capita tutti i giorni e poi fatto all'alba rende tutto ancora più magico. Sì, devo dire che ero abbastanza emozionato per la situazione. Poi l'esperienza guidata ha preso vita davanti al Tempio della Concordia. Camminando tra ulivi secolari e profumo di rosmarino, gli archeologi di Coop Culture hanno svelato miti e leggende. Quest'anno si è scelto di creare un connubio tra sonorità mediterranee date da un artista come Mario Venuti e i suoni, i colori dell'alba all'interno del sito archeologico. La tappa finale è stata al Tempio di Giunone, da cui lo sguardo abbraccia la valle e il mare lontano. Un'alba che risveglia l'anima, musica, storia e luce che svelano la bellezza senza tempo della Valle dei Templi. Adesso una pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, esordio col pienone domani al Barbera per il Palermo che sfiderà la Reggiana. Pochi dubbi di formazione per Pippo Inzaghi che potrà contare anche sugli ultimi arrivati Joronen e Veroli. Marco Gullà. Ed è già vigilia. Il campionato del Palermo inizierà domani al Barbera contro la Reggiana. Oltre 27.000 spettatori, il pubblico delle grandi occasioni per vedere all'opera il Palermo di Pippo Inzaghi. Iniziare con il passo giusto e il diktat di Casa Palermo. Una stagione in cui questa volta i siciliani non possono sbagliare. Occorre sacrificio, dedizione e soprattutto punti. Tanti per arrivare in Serie A. E allora la partenza deve essere calibrata e senza sporcature. Pochi dubbi di formazione per Inzaghi, si va verso la continuità sulla gara di Cremona. 3-4-2-1 con Bardi tra i pali, Diachité, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello in zona mediana, Giasi, Brunori a supporto di Poyampalo. Mercato ufficiale Joronen e Veroli dal prossimo match saranno disponibili. Da risolvere la situazione legata a Magnani, assente per motivi familiari. Si va verso la rescissione. Il Palermo ha comunque già l'alternativa pronta, Vogliacco del Genoa. Per l'esordio in campionato del Catania sugli spalti ci sarà anche il padron Pelligra. Per quanto riguarda Toscano non ha dubbi per quanto riguarda la formazione in vista della partita col Foggia. Aloi giocherà in mezzo al posto di Quaini. Per il mercato l'attaccante è la priorità assoluta. Marco Carli. Pelligra, che sarà domenica al Massimino, incontra la squadra in vista della prima. Intanto il Catania vive fra campo e mercato. Più campo inevitabilmente, visto che mancano poche ore all'esordio stagionale in C. Ma come avviene da tempo, le trattative si intrecciano nei primi turni con ciò che succede sul terreno di gioco, dove Toscano chiede di fare meglio di quanto visto a Crotone per convinzione, soprattutto sotto porta. Poi le occasioni i rossazzurri le hanno create e vogliono ripetersi col Foggia, concretizzando però contro una squadra giovane che resta in costruzione
ricostruzione. Inevitabile da parte dei tifosi attendersi una partenza col piede giusto. Toscano recupera stop ed è disponibile da Ausilio. Il primo potrebbe essere utilizzato come alternativa a Jimenez dietro la punta, che sarà forte, mentre Rolfini ha ormai completato il suo recupero, ma resta da valutare la sua convocazione. Per il resto la formazione dovrebbe essere simile a quella vista in Coppa, con l'eccezione di Quaini, squalificato, così come Martic. Dunque c'è la possibilità di vedere nella linea di centro 4 nuovi acquisti: Casasola, Donnarumma e Corbari, confermatissimi, a cui si aggiungerebbe Aloi con l'alternativa Jimenez in mediana. Mercato, intanto gli esuberi, problema comune a molte squadre, ne vanno piazzati almeno una parte per dare ulteriore impulso alle entrate. In arrivo Leonardi resta sullo sfondo, un'opzione fra le altre che ci sono in attacco. L'obiettivo numero 1 è Caturano, con l'accordo da trovare però col Potenza, mentre in mediana si cerca un giocatore in più da inserire nella lista dei 23. Intanto obiettivo Foggia, serve partire al massimo. Anche Siracusa e Trapani preparano l'esordio in campionato, situazione più complicata tra gli aretusei per la vicenda e la fideiussione per il tesseramento dei nuovi. Il Trapani vuole partire forte per recuperare la penalizzazione. Francesco Triolo. Si avvicina la prima giornata di campionato, Siracusa e Trapani saranno impegnate in giorni diversi, domenica sera in Granata di Scena a Casarano, lunedì in posticipo gli aretusei sul difficile campo di Salerno. Il Trapani è atteso ad una partenza forte per recuperare il gap degli 8 punti di penalizzazione che si trascina dalla scorsa stagione. La rifinitura di domani, prima della partenza per la Puglia, dovrebbe dare le ultime indicazioni a Totò Aronica, che ha tutto il gruppo a disposizione. Sul fronte mercato, dopo l'arrivo di ieri del difensore Diego Stramaccioni dal Gubbio, rimane da completare l'organico con un attaccante. Un nome sondato è quello di Ignazio Mocuna della Vis Pesaro. Trattative ci sono per la cessione dei centrocampisti Verna all'Ospitaletto e Segberg sul mercato estero. Valutazione in corso invece sulla conferma o meno di Sergio Sabatino anche per questa stagione. A Siracusa tiene banco il tema fideiussione. Senza l'integrazione, che comunque sarebbe in via di definizione, Marco Turati non può utilizzare i nuovi acquisti e la società non può tesserare nessun rinforzo. La situazione dovrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi, così da mettere a disposizione del tecnico anche Filippo Damian, Jacopo Frosari e Motius Sapola, che si allenano con il gruppo dall'inizio della preparazione. Proprio Damian può essere fondamentale, visto anche l'assenza per squalifica di Guadagni. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa di Coppa a Foggia. Altro capitolo, il direttore sportivo. Resta da capire ufficialmente la posizione di Antonello Laneri. La sensazione è che ormai siano distanti, per questo si fanno i nomi di Claudio Ferrarese, ex lucchese, e molto di più di Trevor Trevisan, che si è congedato a luglio dalla Casertana. Ci fermiamo qui, è tutto. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.